in collaborazione con Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Benvenuti in un'altra avventura di agricoltura veneta. Come vedete alle mie spalle ci sono le foci del Sile. Siamo qui per parlare di pesca e di acquacultura. Ne parliamo perché i dati sembrano positivi e proprio per questo ne parliamo con Antonio Gottardo, buongiorno, che è della Lega delle Cooperative. Buongiorno, allora, come sta andando questo comparto? Ci sono segnali di ripresa davvero? Siamo in una fase di leggera ripresa dopo un periodo di crisi molto profonda. Alcuni segnali confortanti ci sono di crescita del settore sia in termini di quantità ma anche di qualità. Giusto per capire, perché noi siamo, diciamo così, fermi a terra? Cioè, perché questo è un momento particolare della pesca in Veneto? Beh sì, in questo momento per quanto riguarda la pesca delle turbosoffianti a mare, della pesca della Venus gallina, una risorsa molto importante, siamo in un periodo di fermo biologico volontario da parte delle imprese di pesca per la tutela della risorsa, per la valorizzazione della risorsa e quindi anche della salvaguardia del proprio lavoro. Ecco, andremo a fare un giro praticamente in tutto questo settore, ma state con noi e intanto vediamo insieme i titoli di questa puntata. Dall'Adriatico alla Laguna, da Jesolo a Venezia, il viaggio tra i pescatori, tra branzini, vongole e capparossoli, i numeri di un comparto che dopo anni di crisi torna nuovamente a crescere, merito del fermo pesca ma anche della consapevolezza che l'ambiente va salvaguardato. Meno chimica e per certi versi ritorno alle origini, è questo il futuro sostenibile indicato dalla CIA di Treviso per il settore vitivinicolo di Marca, un fenomeno da 38.000 ettari con 11.000 produttori, un settore, un esempio studiato in Italia e all'estero. In futuro nelle nostre aziende agricole vedremo con sempre maggiore frequenza robot, sensori e macchine in grado di guidarsi da sole, in alcuni casi è già realtà come Ceres con un robot per gli asparagi. Scarsità di tartufi in tutta Italia con quotazioni molto alte che al momento variano dai 3.000 ai 6.500 euro al chilo anche per pezzature non grandissime, la siccità rende i tartufi preziosi come le pepite d'oro. Non è vero che si pianta solo in primavera, i consigli di Adriano Favaretto per mettere a dimora anche in questa stagione alberi da frutto o da giardino. Antonio Gottardo, perché ci siamo spostati con dietro queste barche? Per vedere un'altra importante tipologia di pesca della realtà veneta ed anche friulana, la pesca del fasolaro. Il nome tecnico è Calista Chione, un prodotto eccezionale che viene gestito in maniera unificata tra i compartimenti di Chioggia, Venezia e Monfalcone. Questo prodotto viene pescato solo in questa zona attraverso i consorzi di gestione che si occupano della pesca, raccolta e anche della commercializzazione attraverso l'OP dei fasolari. Una specie di OCG dell'acqua? Assolutamente sì. Ecco, adesso invece ci spostiamo con uno dei pescatori, uno dei raccoglitori di questi. Intanto buongiorno, il suo nome? Bertone Ivano. Ecco, ci fa vedere che cosa ha pescato stanotte. La qualità come la si determina? Dal colore che hanno, ma comunque è un prodotto che prendiamo a mano perché lo raccogliamo tutto a mano, è scelto praticamente, non si scarta niente praticamente qui. Però mi diceva che questo è un prodotto che non ha molto mercato da noi. Sì, da noi no, è sud, questo qua va, diciamo l'80% va al sud. Perché costa troppo? Ma perché? No, non è che costa troppo, perché ci sono prodotti che costano anche di più, forse non è conosciuto, non lo so. I Veneti sono buoni, i prezzi sono buoni. Ma i veneti cosa amano? Le vongole? Le vongole più, ecco. Ecco, raccontiamo qual è il vostro orario di lavoro per fare una raccolta del genere. E noi partiamo all'una e alla mattina rientriamo sulle 7, 7 e mezza, 8, perché insomma non è che tutti i giorni vada bene. E per il mercato anche. E a che profondità si pesca? Dai 20 metri ai 25-30 conforme. Qual è il metodo che utilizzate per raccogliere? Con la draga idraulica, come le vongole, soltanto che è un ferro adatto, più largo. C'è chi dice che, diciamo così, bisogna stare molto attenti all'ecosistema. Con questo tipo di macchinari l'ecosistema viene mantenuto. Abbiamo dei ferri messi apposta, abbiamo regolato l'acqua per non dare troppa pressione e cerchiamo di fare meglio che possiamo anche noi nel nostro piccolo. Senta, l'ultima domanda è: ma si riesce a vivere di questo lavoro?
Ultimamente, cioè, se siamo solo padroni, operai, è un po' più fatica, ma comunque tiriamo avanti. Dai. Grazie, adesso noi ci fermiamo un attimo per una scheda dedicata al settore ittico in Veneto. I dati della pesca in Veneto sono positivi e mostrano un mercato in salute, secondo l'Osservatorio socio-economico della pesca e dell'acquacoltura di Veneto Agricoltura. Continua l'inversione di tendenza in atto negli ultimi anni, anche grazie alle politiche di fermopesca adottate in Alto Adriatico. Il distretto della pesca negli ultimi anni ha infatti concordato con i produttori delle marinerie locali misure di fermo, riuscendo a utilizzare la propria quota di finanziamenti del Fondo Europeo per la Pesca per la demolizione delle barche adibite allo strascico che operavano sotto costa. Non solo, nel 2015 la flotta marittima, dopo 15 anni di forte calo, risulta in leggera salita rispetto all'anno precedente. Anche la produzione locale ha registrato un buon aumento, 6,6% con oltre 23.000 tonnellate di prodotto. Il grosso dell'aumento è dovuto al pesce azzurro. Nell'ambito dell'allevamento la produzione regionale segna una lieve perdita annua di quasi 2 punti percentuali, dovuta alla fortissima mareggiata registrata a inizio febbraio nel 2015. Rimbalzo invece in territorio positivo nell'ultimo anno per il settore della vongola di mare, dove alle oltre 3.200 tonnellate totali si associa un aumento del 12,2%. Perché ci ha portato qui adesso? Per farvi vedere un'altra tipologia di pesca caratteristica veneta, che è la pesca con le reti fisse. Un'attività secolare che negli ultimi anni è cresciuta, questo anche a causa della fine della pesca e quindi con la fine delle deroghe dentro le 3 miglia. Lo sforzo di pesca è sicuramente aumentato per quanto riguarda la categoria delle reti da posta, ed è su questa categoria che vogliamo investire attraverso dei piani di gestione che andranno a gestire questa risorsa in maniera intelligente, in maniera futura. Ecco, cosa vuol dire gestire il mare? Gestire il mare vuol dire responsabilizzare i pescatori, uscire dalla logica per cui lo Stato e gli enti impongono le norme anche nei modelli di gestione. I pescatori ormai sono imprenditori, sono delle sentinelle anche del mare, il loro prodotto è la pesca, la gestione, come dice la Comunità Europea, è importante che sia affidata anche ai loro consorzi, alle loro imprese, le loro cooperative. Lei quando è che è uscito stanotte, stamattina? No, sono andato via tardino, erano le 6:30. È andato via tardino, perché di solito quando va via? Ah, va bene, anche prima si va via, insomma, dipende sempre la quantità di reti che sia giù, insomma, perché più ne hai, più tempo ci vuole a tirarle su e anche a sistemare. E la pescata com'è andata? Benino. Cosa ha pescato, giusto perché ci spiega un po' la tipologia? 2 o 3 branzini, 2 o 3 rombetti, uno bello anche, dei cefali bosega, un po' misto, insomma, dai. Ma si riesce a vivere di questa pesca? È dura, veramente dura. Lei ha figli, ha nipoti? No, per fortuna, perché sennò dovrei cambiare mestiere. Senta, ma i giovani vedono un futuro in questo mestiere, oppure secondo lei è finito tutto? Cioè figli, ne ho pochissimi che prendono la stessa via del padre, insomma. Quindi qua solo qualcuno che ha passione, perché questo lavoro qua lo fai per passione più di tutto, non per... Cioè delle volte sì, una giornata puoi avere un buon rendimento economico, dopo una settimana il rendimento ti cancella proprio, quindi va sempre a pescata, insomma, comunque cerchi di sopravvivere. Senta, però la possibilità di stare all'aria aperta è quella che manda avanti, giusto? Delle volte sì, delle volte dici che cazzo me lo fa fare fuori con la vento e pioggia, freddo, anche 5-6 gradi sotto zero. Lì delle volte è pesante. C'è qualche sostegno per chi va avanti in questo mestiere nonostante tutto? Siccome il lavoro sull'alimentazione sarà sempre più importante per lo sviluppo del Veneto, ma anche quello italiano, io credo che si tornerà, una generazione come è tornata in agricoltura, tornerà anche di giovani, tornerà a fare pesca. Il sostegno del nuovo FEAMP è rivolto a loro, speriamo. E del Fondo Europeo per la Pesca ne parleremo subito dopo le notizie dedicate al mondo agricolo.
Fino a 200 euro per ettaro per produrre grano duro nell'ambito di contratti di filiera che promuovono e rafforzano la filiera grano pasta 100% italiana, lo annuncia Coldiretti, ricordando che il premio è uno dei risultati della battaglia contro l'invasione di grano straniero usato per produrre la pasta italiana. Il sostegno può essere richiesto per il grano duro raccolto nel 2018, semina 2017 e prevede un ammontare di risorse complessivi di 20 milioni di euro. L'importo erogato per la scorsa campagna sarà compreso invece con molta probabilità tra i 90 e i 100 euro per ettaro. Per poter ricevere il premio è necessario che l'impresa agricola abbia sottoscritto contratti di filiera nella campagna 2016-2017 o che li sottoscriva entro il 31 dicembre. I robot conquistano l'agricoltura. In futuro nelle nostre aziende agricole vedremo con sempre maggiore frequenza robot, sensori e macchine in grado di guidarsi da sole. Di questo si è parlato durante una tavola rotonda con i big della meccanica agricola durante il World Agritech Innovation Summit che si è tenuto a Londra. Già oggi, grazie al GPS e nuove tecnologie, è possibile muovere i trattori in campo senza bisogno di un operatore. Un'azienda statunitense ha già presentato al pubblico il suo mezzo senza cabina, anche se per ragioni normative l'utilizzo di questi sistemi non è ancora permesso. I robot possono eseguire lavori che gli agricoltori non sono in grado di fare o fanno male. È il caso di Cerescon, una ditta olandese che ha messo a punto una macchina per la selezione e raccolta automatica dell'asparago bianco, un robot che riesce a individuare e valutare la qualità degli asparagi nel terreno e a raccoglierli senza danneggiarli, determinando un incremento del 15% delle rese e una riduzione dei costi del 50%. In futuro, tuttavia, oltre che a guidarsi da sole, le macchine prenderanno anche decisioni autonome sulle basi dei sensori in campo e dei dati provenienti da memorie artificiali. Situazione tremenda per il tartufo, ce n'è poco, anzi pochissimo, penuria causata dalla siccità e dalla calura eccessive registrate in estate, con il risultato di un forte calo di produzione in tutta Italia, segno rosso addirittura del 70% e conseguenti quotazioni salite alle stelle, da 3.000 a 6.500 euro al chilo, anche per pezzature non grandissime. I prezzi del tartufo bianco sono schizzati al massimo storico, toccando i 6.000 euro al chilo al borsino del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello nazionale. Quest'anno prendere dei tagliolini al tartufo con 4 grammi di prodotto significa spendere 50 euro. In questo momento la situazione di scarsità è per il bianco, ma se continua a non piovere nella maniera giusta nei prossimi mesi, anche per il bianchetto e per le altre tipologie di tartufo non si prospetta una buona annata. Parliamo di questo fondo europeo per il sostegno della pesca. Sì, segue il FEP che era la precedente programmazione comunitaria, dovrebbe essere il fondo che sostiene e incentiva lo sviluppo dell'economia ittica a livello nazionale, a livello europeo. Ecco, ma dovrebbe o lo fa? Diciamo che negli anni passati ha centrato importanti obiettivi. Con questa nuova programmazione io non vedo grandi luci per il settore. Ci sono degli sforzi significativi di incentivi per il lavoro giovanile, per le donne, però i veri robusti cardini della pesca, ammodernamenti, taglio delle imbarcazioni, quelle vetuste e attività di incentivazione per la pesca tipo questa, le reti fisse, le reti da posta, lì vedo qualche ombra dentro questa programmazione. Cercheremo di migliorarla, cercheremo di modificarla, strada facendo, speriamo. Si può dire che si punta a pescare meno e pescare meglio? Assolutamente sì. Diciamo che dovrebbe finire anche un'attività di criminalizzazione della categoria e soprattutto un problema molto grosso che è la burocratizzazione. Sì, però siamo in questa barca perché questa è una barca che pesca una cosa particolare. È un prodotto anche questo particolare, questo Veneto meraviglioso che sta producendo ha prodotto e produrrà dei prodotti meravigliosi. Uno di questi sono le lumachine. E le lumachine pagano? Come prezzo di lumachine diciamo rispetto alle lumachine che abbiamo noi, rispetto a quelle che ci sono in giro per l'Italia, il prezzo diciamo non è male, ti riesce a sopravvivere. È vero allora che dobbiamo puntare sempre di più alla qualità anche nella pesca a fronte della quantità? Questo proprio lo facciamo noi pescatori perché
Usiamo delle maglie ancora più aperte di quelle consentite. Dunque vediamo sempre di fare il prodotto sempre il meglio possibile. Lei ha cominciato quando? Ma alla fine della terza media, Quindi parliamo di quanti anni? una trentina di anni fa ormai. 30 anni in acqua, cosa vuol dire? Prima di tutto passione per la pesca e soddisfazione e niente, poi ormai si vive per la pesca. Lei ha ereditato, diciamo, questa passione dal padre e adesso come padre riuscirà a trasmettere ai figli oppure pensa che è meglio che vadano a fare qualcos'altro? Ma speriamo, mi piacerebbe che il figlio imparasse, però non sarebbe meglio che cambiasse proprio idea. Va bene, adesso noi ci fermiamo con un po' di pubblicità e poi riprenderemo questo nostro viaggio qui nella Piave Vecchia parlando di pesca veneta. Dopo la pubblicità dove ci siamo spostati? Siamo sempre in Laguna Nord, sempre nel comune di Cavallino, però in questo momento siamo al punto di sbarco della zona Armeni di Cavallino. Siamo qui per vedere un altro importante pezzo dell'economia ittica veneta della Laguna Nord, che è l'allevamento e la pesca dei caparozzoli in Laguna di Venezia. Ecco, qui si parla di un consorzio, di una cooperativa. In questa zona l'idea è quella di lanciare anche un consorzio che raggruppi tutti i pescatori e li porti anche a far evolvere questa tipologia di attività di allevamento e di pesca della vongola in Laguna di Venezia. E proprio per questo abbiamo con noi anche il presidente di questo consorzio. Il suo nome? Civiero Lucio. Ecco, Lucio Civiero. E intanto spieghiamo che cosa significa la raccolta in laguna. Facciamo un esempio pratico, è come avere, per dire, i pomodori sullo stesso stile. Sì, praticamente noi abbiamo come cooperativa 100 ettari in concessione sulla Laguna Nord tra Burano e Murano. Praticamente noi prendiamo queste vongoline piccole, che sono come e viene seminate su questi ettari che noi abbiamo in concessione e dopo 6 mesi viene fuori una vongola già buona da vendere. Dopo 2 anni è proprio in produzione come questa pezzatura qua. Quindi questa vongola ha 2 anni? 2 anni. Senta, ma quanto costa mandare avanti tutta questa cosa qua? Abbiamo un buon costo perché abbiamo tanto come concessione a questa società della città metropolitana che veramente gli paghiamo il canone. Quanto costa diciamo nel mercato una vongola del genere ed è remunerativo continuare a fare questo lavoro? Adesso con questi prezzi sono buoni prezzi, il prodotto non ce n'è tanto, però è un buon prezzo, adesso è sui 6 euro all'ingrosso. 6 euro all'ingrosso. E poi la signora Maria che l'acquista diciamo così al mercato quanto lo compra? È al doppio lo paga. Al doppio? Di più del doppio. Per noi green vuol dire cominciare a ragionare in una maniera di produrre innovativa, se possiamo dire innovativa, ma comunque una tendenza che ci viene chiesta da una strada che viene tracciata dalle richieste del consumatore. Si scrive green, si pronuncia meno chimica e per certi versi ritorno alle origini. È la strada da sempre seguita dalle aziende agricole che fanno riferimento alla Confederazione Agricoltori di Treviso, ribadita anche durante un confronto sulla viticoltura trevigiana e le opportunità internazionali. Nella Marca sono oltre 38.000 gli ettari coperti di filari lavorati da oltre 11.000 produttori, un vero e proprio fenomeno in ascesa studiato in tutta Italia. Una produzione che per mantenersi sempre competitiva rispetto all'estero deve puntare sempre più alla qualità, alla sostenibilità ambientale, ma anche una maggiore cooperazione tra produttori. Noi siamo modellatori del paesaggio, vediamo nel paesaggio un elemento di ricchezza per le nostre produzioni in primis e quindi non siamo difensori del paesaggio, siamo coautori assieme alla natura di un percorso di cambiamento che nelle campagne avviene con una certa naturalezza e siamo i primi a difendere il territorio dal suo degrado. Il consumatore vuole prodotti senza pesticidi, maturati su terreni lavorati tenendo conto della biodiversità. È stata una delle indicazioni del professor Vincenzo Garbi, docente di enologia dell'Università di Torino. Altro passaggio importante l'ha sottolineato il professor Paolo Feltrin con l'analisi sull'economia produttiva e il pericolo frammentazione. Per essere globalmente competitivi, garantendo la qualità e promuovendo l'unicità dei nostri vini, ha ribadito Feltrin, dobbiamo consorziarci, valorizzare il prodotto attraverso la promozione del territorio, come per il progetto UNESCO, e non cedere alla tentazione della quantità a discapito della qualità, puntando soprattutto a non svendere i nostri vini.
Ecco perché in tutto questo la capacità di vendere, oltre che al prodotto, un modo di lavorazione, un metodo di gestione del territorio, diventa quel valore in più che fa grande ciò che facciamo nel mondo. Una piccola certezza che è quella che deve andare verso il tema del rispetto e del verde. È già vissuto così il nostro paese nel mondo, come siamo considerati più bravi al mondo a fare prodotti puliti e dobbiamo esagerare in questo campo. Il pescatore più giovane della zona del Cavallino, anni? 24. Senta, allora ci racconti intanto perché fa sto mestiere. Lo faccio perché mi piace fare questo lavoro. Qual è il suo orario di lavoro? Dipende, perché noi non abbiamo un orario prestabilito, noi peschiamo in base all'ordine delle maree, sempre comunque dall'alba al tramonto abbiamo la possibilità di pescare. A me piace questo lavoro, lo faccio volentieri. In che cosa consiste il vostro lavoro? Allora, il nostro lavoro consiste nel partire per la pesca solo ed esclusivamente con la bassa marea, perché con l'alta marea non siamo in grado in condizioni di pescare. Partiamo alla mattina con la barca, arriviamo nella concessione. Una volta arrivati nella concessione, questo motore qui, che ha un braccetto, lo mettiamo fuori, quindi sull'acqua, diciamo. Su queste catene qui viene attaccata la cassetta, che è questa qui, che serve per scavare. Cioè, cosa vuol dire scavare? Cioè viene calata nel fondo? Questa qui viene calata nel fondo della laguna. Il motore serve da draga, diciamo, serve per scavare e per buttare le cappe, lo sporco che c'è sul fondale dentro quella sacca, che è questa. Una volta che la sacca è piena, la svuotiamo in una di queste ceste, che poi a sua volta vengono svuotate dentro questo macchinario che si chiama vaglio. Questo vaglio ruota e serve praticamente per fare la cernita delle vongole veraci. Le vongole veraci, quelle buone, vengono fuori su questo portellone qui e vengono messe dentro quelle ceste, e quello è il prodotto finito. Quanto ci vuole per fare una cassetta piena così? Dipende dal tempo, dipende dalle condizioni meteo, dipende da tante cose. Non c'è sacrificio, no? Uscire il freddo d'inverno, le cose. Sì, però se a una persona piace un lavoro penso che sia disposta a farlo, insomma. Bene, con questo ottimismo a questo punto noi ci fermiamo un attimo, lasciamo la linea a Adriano Favaretto che ci parla dei consigli per il giardino, poi torneremo in questa avventura dedicata al mare e alla Laguna Veneta. Oggi andiamo a piantare una pianta. Allora, prima cosa da fare è fare una buca. Si fa bella profonda. Come vedete, la vanga serve anche a tagliare magari radici che si trovano in profondità. A parte, io mi sono preparato un po' di terriccio asciutto e lo metto nel fondo. Aggiungo sempre un po' di concime, si può mettere anche del concime organico, residui di verdura da cucina, quella roba lì, però è giusto che rimanga a macerare un anno prima, perché altrimenti fermenterebbe e scalderebbe la pianta e brucierebbe. E adesso andiamo a mettere a dimora la pianta di Prunus armenica. In italiano sarebbe l'albicocco, o meglio ancora da noi in dialetto armein. Lo tiriamo su dal vaso, interrompiamo la sagoma della zolla che si è formata, la mettiamo a dimora. Fate attenzione, vedete già, che la pianta non sia sotto, perché soffre, piuttosto 3-4 cm sopra il livello del terreno. Adesso procediamo con l'interramento della pianta. Allora prendo terreno asciutto, delle volte vedo che molti pestano attorno, è sbagliato, perché il pestare non fa altro che fare uno strato in superficie duro, non permette all'acqua di scendere e quindi sotto rimangono dei vuoti. Mettiamo dell'acqua, faccia scendere giù per bene attorno alla pianta, attorno alla zolla, la terra. Una bella annaffiatura, mi raccomando, questa vuol dire molto. Palo tuttore che servirà per tenere ferma la pianta, questo qui, leghiamo, fatti in maniera di fare un 8, perché così si evita lo sfregamento dal palo al tronco. Perché facciamo una piramide? Perché così l'acqua, così, anziché formarsi dentro, scappa via. L'anno prossimo da qui mangeremo albicocchi. Antonio Cotallo, dove ci ha portato adesso? Qui siamo al centro della Laguna Nord,
in un posto meraviglioso ai confini tra la terra e il mare, siamo in piena laguna e siamo nel ristorante Il Notturno. Ecco, che particolarità ha questo ristorante e soprattutto i ristoratori? Una meravigliosa particolarità, quella di mettere insieme la produzione con la trasformazione e il cibo in tavola, e qui abbiamo Luca Ballarin, uno dei proprietari del Notturno, che impersonifica questi due elementi, pescatore e anche ristoratore. Grazie, adesso allora andiamo da Luca Ballarin. Luca Ballarin, noi siamo venuti a cercarla perché così ci racconta come riuscire a valorizzare il nostro prodotto, il prodotto della laguna e del mare Veneto. Allora, noi abbiamo la fortuna che abbiamo la laguna di Venezia con un microclima a sé stante e con tutte le sostanze e tutto quello che è creato da madre natura, che offre una dieta e una filiera e una catena alimentare a tutto il pesce che ci vive, sia all'interno delle valli da pesca e sia nella laguna libera, dove si crea una qualità superiore. Per esempio nel nostro ristorante, per farlo capire agli stranieri che vengono a popolare tutta l'estate questo nostro litorale, li facciamo arrivare qua, gli facciamo proprio un'educazione e gli facciamo sentire i profumi e i gusti di questo pesce, di questo territorio, mettendo assieme sia gli ortaggi di questa nostra laguna abbinati al pesce pescato, crea questi profumi, questi gusti, e li portiamo qua a tavola e gli insegniamo a capire, a sentire il vero valore e il vero gusto e profumo del pesce, che è meraviglioso. Puntate anche a valorizzare il territorio, c'è una valle che è particolarissima qui. Qui abbiamo 4 valli, di cui una molto particolare, che è Valle Sacchetta e Sacchettina, di cui viene seminato estensivamente tutti gli avanotti pescati in mare e in laguna, e crescono in un ambiente naturale con l'idraulicità dell'acqua del mare alimentata dalle chiaviche, in cui questa valle ha una certificazione biologica e la consegna in 24 ore in tutta Italia di tutto il pesce che viene, proprio per far conoscere il nostro territorio al mondo intero. Quanto conta il tempo meteorologico nella laguna e nella pesca? È fondamentale. Il tempo, la condizione climatica, le condizioni più avverse o meno avverse fa sì di poter sia catturare il pesce, proprio perché la natura ti dà l'appuntamento in base alla stagione e in base alla condizione climatica nell'ambiente in cui vive. E adesso allora noi andiamo a vederci, come ogni settimana, le previsioni del tempo per l'agricoltura, quindi tutta la settimana, con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Situazione di nuovo in evoluzione nelle configurazioni bariche, cioè sono quelle configurazioni che poi determinano il tempo. Quindi abbiamo un'alta pressione di origine atlantica che pian pianino si sposta verso di noi, quindi garantisce un miglioramento del tempo, ma questo spostamento verso di noi sarà graduale, quindi ancora sistemi perturbati scorreranno sulle Alpi, quindi sui rilievi daranno effetti, ancora precipitazioni nevose, mentre sulle zone pedemontane sentiremo marginalmente questi effetti, ancora con qualche fenomeno di stabilità. Più in dettaglio prevediamo un po' su tutte le nostre zone, per sabato, per domenica, una nuvolosità irregolare, forse più intensa nella giornata di domenica, quando comunque non dovremmo avere degli effetti. Un peggioramento lo potremmo avere tra lunedì e martedì, ecco, allora potremmo avere anche qualche precipitazione, però nulla di intenso, siamo ai margini del passaggio del sistema perturbato, quindi piogge tutto sommato benefiche, se passatemi il termine. Poi un miglioramento graduale, quindi già da mercoledì, giovedì avremo ancora tempo stabile, quindi con cielo poco nuvoloso o sereno addirittura, e che dovrebbe accompagnarci fino a fine settimana. Quindi ancora una settimana tutto sommato di un bel autunno, ecco, di un autunno che rispetta le regole. I venti sono deboli con qualche rinforzo dai quadranti settentrionali, poi col passare dei giorni diventeranno di direzione variabile. Le temperature tendono a calare, comunque non avremo ancora gelate, quindi non ci sono problemi, le minime tra i 5 e i 7 8 gradi, le massime tra gli 11 e i 13 14 gradi. Chi interessa lo stato del mare, ecco, inizialmente poco mosso, poi si agita un pochettino e poi per domenica, lunedì, e poi torna ad essere poco mosso, localmente mosso. È tutto.
Antonio Gottardo, perché ci ha portato qui per l'ultimo passaggio? Perché siamo di fronte a un'ipotesi di futuro della pesca della laguna nord e dell'economia ittica veneziana in questa zona di Cavallino. Sì, ma qui c'è un manufatto e cosa serve? È un manufatto che individua la concentrazione del prodotto, la valorizzazione del prodotto, la tracciabilità di filiera, tutti quegli elementi che consentiranno a questa realtà importante dell'economia ittica veneta di avere un bilancio, di avere un futuro, speriamo, il più roseo possibile. E per capire meglio che cosa sorgerà qui abbiamo il presidente della cooperativa Faro. Presidente, ci può spiegare che cosa sorgerà qua? Raggruppa i tipi di pesca qua del territorio. Ma ad esempio io lì vedo già una casa, cioè, da dove nasce qua? Andiamo a vedere insieme. Qua sarà la casa del pescatore. Cioè? Del comune qua di Cavallino Tre Porti è stata fatta la casa del pescatore dove raggruppa tutti i tipi di pesca, reti da posta, vongole, un po' di tutto. Ok, ma qui che cosa troverà, diciamo, chi vuole ad esempio acquistare del pesce? E trova di punti di vendita dove che verrà venduto il pesce al minuto. Perché avete deciso di creare questa struttura, questo contatto diretto tra produttore e consumatore? Perché questo è un pesce pescato, quello che noi diamo al consumatore non è un pesce allevato, è un pesce pescato qua, fuori in mare o in laguna. Ma io potrei trovarlo anche al supermercato, che differenza c'è? No, si può trovare anche al supermercato il pesce pescato, però la maggior parte è pesce allevato che viene da tutte le parti del mondo, d'Europa. Quindi qui insomma si garantisce la salubrità del prodotto? Sì, qui è proprio un pesce pescato. Antonio Gottardo, siamo davvero alle conclusioni. Dietro abbiamo il mare, la laguna. Il futuro del prodotto ittico veneto, che strada deve prendere? Questa della Laguna Nord? La strada della Laguna Nord e la strada di altri poli importanti veneti dove il prodotto viene valorizzato, penso al consorzio di Scarbonari, penso ai consorzi delle vongole di mare, cioè polarizzare il prodotto, valorizzarlo, tracciarlo. Ecco, e ricordiamo anche che tutto questo serve a mantenere l'ecosistema, cioè se noi consumiamo veneto, contemporaneamente aiutiamo al territorio a mantenersi, a valorizzarsi. Territorio, sostenibilità, ambiente e lavoro sono dei concetti che possono stare assieme. Questo è un settore che riesce a tenerli assieme tutti. Finisce qui a questa avventura di agricoltura veneta. Siamo andati in Laguna Nord, abbiamo cercato di raccontarvi il presente e il futuro del settore ittico veneto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata. In collaborazione con Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani.